Cari cittadini e cittadine di Castelfranco Veneto, ci troviamo all'interno della chiesa di Villarazzo, in un momento in cui, causa pandemia, le nostre libertà personali sono fortemente limitate. L'amministrazione comunale vuole comunque proseguire con la promozione dell'attività culturale per dare anche un segno di speranza. Il progetto di cui stiamo parlando, denominato Artis Thesauri, in memoria di Danilo e Antonia Carniello, è stato reso possibile per il lascito che hanno lasciato alla città in collaborazione con l'assessorato alla cultura e l'assessorato al turismo. Si tratta sostanzialmente di un progetto nel quale intendiamo valorizzare il patrimonio artistico e culturale che si trova all'interno delle chiese di Castelfranco, sia della città che delle frazioni. In questo progetto andremo ad approfondire il senso di 3 quadri all'interno delle varie chiese. Questo studio sarà accompagnato con delle musiche dell'epoca dei rispettivi quadri. Ringrazio appunto per la collaborazione Don Paolo Barbisan, per l'approfondimento storico-culturale che darà nell'analisi delle opere contenute all'interno delle chiese, nonché il Conservatorio Stefani di Castelfranco Veneto per il loro contributo ad accompagnare questo progetto con le musiche dell'epoca delle opere. Con l'auspicio quindi che possiamo vivere questo progetto in presenza, vi auguro una buona visione. Saluti e salute a tutti voi che siete in contatto con noi oggi, gente di Castelfranco, dei dintorni e quanti avete la possibilità di vedere questo programma. Noi abbiamo la gioia di mettere in circolo le bellezze delle nostre chiese, in attesa di potervi anche incontrare e in presenza di mostrarvi i tesori che abbiamo nella città. La città ha una storia bellissima, lunga, di arte, di cultura, di musica, di fede e ne possiamo trovare un esempio all'interno delle chiese. Vi auguro buona visione e buon ascolto. La chiesa attuale nella quale ci troviamo è costruita sul sedime dell'antica chiesa che era rivolta verso il torrente e oggi si affaccia sulla strada parrocchiale. Il progetto di Michele Fapanni ha dato origine ad una chiesa ariosa e luminosa, ordinata senza grandi effetti chiaroscurali, secondo lo stile neoclassico. Volevo soffermarmi a contemplare con voi questo dipinto che oggi si trova su un altare laterale della chiesa di Villarazzo, ma che con ogni probabilità era la pala dell'altar maggiore dell'antica parrocchiale. Si tratta di un dipinto assegnabile probabilmente ad un pittore veneto della prima metà del XVII secolo, raffigurante la Madonna con il Bambino e i santi Rocco e Sebastiano. Cronologicamente potrebbe essere legato proprio alla peste del 1630, quella, per capirci, di manzoniana memoria. Come vediamo, l'impostazione dell'opera è abbastanza tradizionale, ha una connotazione piramidale, con al centro la Madonna con il Bambino nel fulgore di teste di cherubini e al di sotto i 2 santi contro un paesaggio che mostra addirittura una piccola chiesetta che potrebbe ricordare proprio l'antica chiesa di Villarazzo. L'opera risente della pittura veneta di epoca post-tridentina, in particolare della lezione del pittore castellano Pietro Damini. La Madonna con il Bambino, in effetti, sembra citare alcune sue opere.
le rappresentazioni dei santi taumaturghi Rocco e Sebastiano appaiono nella pittura veneta già a partire dal XIV secolo e rimandano a due concezioni diverse della malattia, della peste in particolare. Sebastiano era un soldato romano che fu martirizzato a causa della sua fede, però il martirio delle frecce non lo portò alla morte perché fu curato da Irene e poi venne decapitato in seguito proprio a causa della sua fede. Una concezione miasmatica della peste. Una peste cioè che arriva in maniera subitanea, improvvisa, come una freccia che ti colpisce. Questa era anche allegata alla concezione che la peste fosse l'ira di un Dio arrabbiato con l'umanità. Questo tipo di concezione faceva di Sebastiano l'icona di una umanità colpita da un flagello incomprensibile, letto anche come l'ira di Dio verso un popolo che aveva peccato. La figura invece di Rocco da Montpellier è diversa, è più moderna e se vogliamo pian piano soppianterà quella di Sebastiano. Rocco è un pellegrino che si ammala di peste e ne guarisce ritirandosi in solitudine e in preghiera e guarendo in questo modo il suo male, evitando cioè il contagio. È colui che mostra anche il bubbone sulla gamba, ma che con l'aiuto di Dio guarisce. Due concezioni diverse di come affrontare la malattia ci vengono dal Seicento e forse possono farci riflettere anche oggi di questi tempi. Il brano che verrà eseguito adesso si intitola Diffusa est gratia ed è stato composto da Giovanni Maria Nannino, il quale insieme a Palestrina è stato uno dei compositori più importanti della scuola romana. I presupposti estetici dei compositori che aderirono a questa scuola erano quelli dettati dal Concilio di Trento. In questo senso possiamo definire la musica di Nannino un perfetto esempio di musica della Controriforma. Diffusa est gratia è una composizione natalizia a 4 voci, in stile contrappuntistico, che prende spunto dal gregoriano Hodie Christus natus est. In perfetto accordo con gli intenti tridentini, questa nuova musica, che oggi chiamiamo barocca, vuole coinvolgere anche i sensi. Ecco quindi che Nannino, attraverso un sapientissimo uso della dissonanza, rende questa composizione come se fosse un coro angelico, con il preciso intento di far pregustare al fedele in terra quelle che saranno le gioie del paradiso. Buon ascolto.
Vivo ego dicit Dominus è un brano scritto da Alonso Lobo, uno dei più importanti compositori insieme a Da Victoria del barocco spagnolo. La composizione di Lobo da un punto di vista stilistico risente pienamente dello spirito della Controriforma. Il brano è anche caratterizzato da un colore scuro, particolare questo tipico della musica spagnola post-tridentina. Vivo Ego è una composizione a 4 voci in stile contrappuntistico che unisce ad una scrittura delle singole voci uno stile alla Palestrina, maestro italiano indiscusso della capacità stilistica di scrittura vocale contrappuntistica, ha un uso della dissonanza molto sapiente, tanto da conferire nell'insieme alla composizione un carattere particolarmente levigato. Buon ascolto. La pala dell'altare faceva parte del corredo dell'antica chiesa precedente a questa ed è di difficile leggibilità a causa del ciborio marmoreo che le sta di fronte. Il dipinto è di un pittore di tutto rispetto. Si tratta di Egidio Dall'Oglio, originario di Cison di Valmarino, ma formatosi alla scuola del grande pittore veneziano Giambattista Piazzetta. Il padre di Egidio era l'amministratore dei conti Brandolini di Cison e questo fu l'occasione per Egidio di conoscere tanta nobiltà locale e di poter lavorare per varie chiese del Trevigiano. La stessa occasione che lo portò a Villarazzo fu la nomina a parroco di questa parrocchia del fratello Don Giacomo Dall'Oglio, che resse la parrocchia tra il 1751 e il 1762, arco temporale nel quale ragionevolmente possiamo porre l'esecuzione dell'opera. Dall'Oglio, anche a Villarazzo,
sembra voler tradurre il linguaggio del maestro Piazzetta, rispondendo però alle esigenze di una comunità di campagna con le sue devozioni, raffigurando in maniera narrativa, caratterizzata da un colore nitido e fresco, i santi della devozione locale. Nel dipinto troviamo Sebastiano, legato ad un tronco, titolare della chiesa, invocato contro le pestilenze. Alla sua destra Santa Eurosia di Jaca, una principessa boema che subì il martirio mediante l'amputazione di mani e piedi da parte dei Saraceni e che era invocata dai contadini e dagli agricoltori contro le tempeste e la grandine. E poi il famoso Antonio Abate, con il fuoco in mano, invocato contro l'herpes zoster, questa malattia detta ancora oggi fuoco di Sant'Antonio. A questi santi si aggiungono Giovanni Evangelista e Paolo, che nelle loro lettere parlano del martirio come testimonianza di Cristo. I santi, come vediamo, fanno corona intorno al tabernacolo e in un dialogo tra architettura e pittura sottolineano che il valore sacrificale della loro vita rimanda proprio al corpo di Cristo donato contenuto all'interno del ciborio marmoreo. Ascolteremo ora un estratto dalla cantata numero 142 di Johann Sebastian Bach, composta a Lipsia agli inizi del XVIII secolo per il tempo di Natale. Originariamente era pensata per voci soliste, coro, 2 flauti dolci, 2 oboi, archi e continuo. Vi proponiamo oggi il concerto iniziale della cantata in una trascrizione per il nostro organico e il quarto coro nella sua forma originaria, dove però la parte corale viene eseguita al clavicembalo. Buon ascolto. Suoneremo ora un estratto da una cantata di Bach, scritta ad Arnstadt fra il 1704 e il 1707. Questa cantata è stata scritta per un'occasione incerta, ma molto probabilmente per il periodo quaresimale, ed è scritta originariamente per coro, quindi soprano, contralto, tenore e basso, fagotto, 2 violini e basso continuo. Noi da questa cantata vi proponiamo la sinfonia iniziale per 2 violini e basso continuo e l'aria numero 3 per soprano, violino e basso continuo, in cui la parte del soprano viene in questo caso eseguita dal flauto traversiere.
La pala della Madonna del Rosario con i santi Domenico e Giuseppe è firmata da Francesco Facci Negrati e datata 1837. Si trova su un antico altare della chiesa precedente dedicato proprio al Rosario, una devozione presente nella chiesa già agli inizi del Settecento che aveva una confraternita propria. La festa della Madonna del Rosario fu istituita da Papa Pio V nel 1571 in seguito alla vittoria di Lepanto da parte della Lega Santa contro i turchi. Ma, come sappiamo, le radici della devozione del Rosario affondano addirittura nel Medioevo. Come vediamo, la Vergine consegna a Domenico in ginocchio la corona del Rosario, mentre il bambino con il dito indica verso l'alto. Domenico risponde con un gesto verso il basso, alludendo al tabernacolo che sta sotto il dipinto e che richiama alla reale presenza di Cristo nell'Eucarestia. Vicino al santo che propagò la devozione al Rosario attraverso i suoi frati sta un simpatico cane bianco e nero con una torcia ardente nella bocca. Questo è un attributo consueto di Domenico e si riferisce al sogno che la madre Giovanna fece prima della gravidanza. Sognò infatti che dal ventre le usciva un cane con una torcia accesa in bocca. Questo sogno fu interpretato come il presagio della nascita di un ardente oratore che con i suoi latrati avrebbe messo in fuga i lupi dal voler rapinare il gregge di Dio. San Giuseppe è l'unico santo che guarda verso i fedeli e indica Domenico come l'esempio da seguire. L'autore del dipinto, come dicevamo, è Francesco Facci Negrati, originario di Bassano, che si forma presso l'Accademia delle Belle Arti di Venezia con Politi e che partecipa, nonostante la sua giovanissima età, ad una esposizione in omaggio all'imperatore Ferdinando I negli anni del suo allunato. La pala d'altare di Villarazzo è una delle rarissime opere di Francesco Facci, che muore prematuramente a 29 anni. Il nostro autore si attesta su uno stile assolutamente accademico, con accenni, potremmo dire, di tipo romantico, entro un contesto che è quello neocinquecentesco. Sono evidenti le citazioni nella pala che stiamo contemplando della pala Pesaro conservata in Santa Maria Gloriosa dei Frari del celebre Tiziano. I due dipinti del pittore Bruno Garrimoro sono le ultime opere in ordine di tempo ad essere acquisite dalla parrocchiale di Villarazzo e raffigurano la deposizione e il battesimo di Cristo. Sono ascrivibili probabilmente entrambe al 1950. Si inseriscono dal punto di vista figurativo ma anche compositivo nella tradizione perché citano esempi già visti. Ma dall'altro lato è lo stile che rende molto riconoscibile questo pittore e che mette in luce la sua sensibilità moderna e la complessità dei suoi riferimenti artistici.
Potremmo identificare Gary Moro come un eclettico che ha saputo elaborare in maniera personale tutti gli stimoli e le componenti artistiche con le quali venne in contatto, in particolare in Francia. Il pittore si forma principalmente attraverso i contatti che ebbe in Francia e a Parigi, in particolare dove si trovava in seguito alle celebrazioni dell'armistizio del 1919. Lì vive da bohémien, dipinge, frequenta Montmartre, il Café des Artistes de Montparnasse, dove conosce Modigliani e dove si formano tutta una generazione di pittori italiani, tra i quali anche il pittore ferrarese, amico intimo De Pisis, ma nei suoi soggiorni conoscerà anche artisti di calibro internazionale quali Braque e Picasso, tanto da vivere una sua personale fase cubista. Abiterà in Svizzera, a Sion, nel Vallese, dove ancora oggi è molto conosciuto, e però durante l'inverno ritornerà sempre a Castelfranco ad abitare nella sua villetta in Borgo Pieve. Il battesimo di Cristo e la deposizione di Villarazzo furono con ogni probabilità realizzati durante i soggiorni a Castelfranco. All'indomani della prima sua personale tenuta nella città nel 1949 e all'indomani anche dell'assegnazione al pittore del completamento delle vetrate della Basilica di Notre-Dame di Ginevra, lasciate incompiute dal famoso artista Maurice Denis. La deposizione mostra l'ultima fase dello stile dell'artista, forse la più moderna, in cui queste sue composizioni, ancora legate alla figuratività, hanno un'apertura nuova sullo spazio, attraverso linee tracciate con decisione e colori quasi violenti che ricordano la sua frequentazione con i pittori fauve e ne fanno quasi un espressionista. La linea nera con cui contorna le sue figure ci ricorda e ci evoca la pittura di Braque, ma evoca anche il piombo che ritaglia sul vetro figure dalle linee spezzate, così come capitava nella cattedrale di Notre-Dame per le vetrate che lui eseguì. Le figure contornate di una sorta di aura bianca emergono dal fondo e si staccano dalla superficie, mettendosi in dialogo con lo spazio circostante. Numerose opere di questo artista sono conservate presso collezionisti e, in seguito al lascito testamentario suo e della moglie, alcune sono pervenute anche alla quadreria del comune di Castelfranco. Non abbiamo voluto svelarvi tutti i segreti e le opere presenti nella parrocchiale di Villarazzo e le lasciamo alla vostra scoperta. C'è per esempio il Miracolo della Mula di Gino Borsato degli anni 40 e la copia di Giovanni Battista Ponchino del dipinto del Duomo di Castelfranco. Nel salutarvi vi invitiamo a seguirci sui social e nel sito del Comune di Castelfranco.